un pochino, abbassatela un pochino, se no non si arriva. La base, poi la porta. Ottimo ragazzi. Aurora, come ti sei trovata questa settimana a partecipare a un campo di protezione civile qui insieme a tanti volontari e tanti compagni di classe? Di certo ho conosciuto, molte persone con cui relazionarmi, ho conosciuto anche più nel profondo le attività che svolge la protezione civile, perché avevo già sentito parlare di questi campi scuola, avevo conosciuto una ragazza che ha fatto uno stage estivo. Io sono voluta partire in quarta entrando direttamente all'interno della protezione civile. La mia prima esperienza è stata la manutenzione dei mezzi. Non sapevo neanche cosa fossero le motopompe, lì con il mio coordinatore mi ha spiegato tutto, ma soltanto durante questa settimana ho avuto l'occasione di provare e di utilizzarle nel migliore dei modi. Caterina, tu di dove sei? Da che scuola provieni? Io sono di Trieste, dal liceo Oberdan. E quindi è la prima volta che partecipi a un campo scuola? Sì, e la prima volta è stata un'esperienza veramente interessante e ricca di emozioni. E anche perché sono riuscita a conoscere molte persone nuove, soprattutto molti volontari che non pensavo operassero. Quindi è un'esperienza positiva da portare a casa, e nel tuo bagaglio che porterai alla fine di questo campo, che cosa ti rimane? Penso che mi rimarranno un sacco di amicizie, un sacco di bagaglio personale dal punto di vista delle nozioni per quanto riguarda i mezzi che abbiamo utilizzato, e la costruzione di un quadro elettrico soprattutto mi ha colpito perché non avevo nessuna base di conoscenze, ecco. Fabio, hai passato una settimana insieme ad altri 70 ragazzi con i volontari della protezione civile. Che cosa ti è rimasto e che cosa porterai a casa di questa avventura? Sicuramente le amicizie che si sono create durante l'attività, perché comunque eravamo anche, in un campo, quindi attivamente a fare qualcosa, e poi anche i volontari che erano sempre disposti a darci una mano, sempre disposti a consigliarci, ed erano sempre con noi per una settimana. Quindi è un'esperienza da portare a casa e coinvolgere anche i tuoi compagni di classe. Sicuramente a mio ritorno parlerò ai miei compagni di questa esperienza, anzi spero che ci siano anche più campi di questo tipo per dare più possibilità a ragazzi come me di confrontarsi col volontariato di protezione civile. Elisa, volontaria del gruppo comunale di Fagagna. Primo anno al campo scuola, com'è stata questa esperienza con i ragazzi, ma soprattutto anche con gli altri volontari? Primo anno sì, mi hanno ingaggiato per fare il tutor a una squadra di 7 ragazzi di un'età compresa tra i 16 e i 18 anni. Mi sono trovata bene, è stata un'esperienza un po' faticosa, un po' impegnativa, però molto appagante, perché comunque stare con i ragazzi un po' più giovani di me, però è comunque appagante perché sanno regalarti tante emozioni, tante cose che insomma era un po' che non provavo. Cosa ti senti di dire a questi ragazzi di poter entrare nelle squadre? Allora, ai ragazzi posso dire che si mettano in gioco e che provino a buttarsi in questa esperienza di volontariato, perché insomma è un'esperienza faticosa, però è un'esperienza che ti riempie la vita di tante cose importanti che ti insegnano a crescere nella maniera giusta e confrontandoti anche con altre realtà che nella nostra casetta non arrivano, ecco. Grazie a ragazzi e ragazze come voi che noi possiamo contare su un altro gruppo di volontari che dato il loro tempo a insegnare, e quindi questi ragazzi io li ho visti molto contenti di partecipare a questo campo scuola.
quindi possiamo dire a tutti quanti i ragazzi: Sì, iscrivetevi insomma al vostro gruppo comunale, provate, fate un po' di esperienza e poi insomma sicuramente vi piacerà. Ecco.